Da oggi prenotazioni anche per l'ultimo target 12-15, la data prevista per l'immunità di gregge è il 25 agosto. I sindacati del settore scuola in protesta perché chiedono di modificare alcune misure del decreto sostegni bis. Scarichi fognari abusivi e la costruzione di una scala abusiva tra il villaggio Bellavista e Punta Piccola a Porto Empedocle. Immigrato 37enne ricatta 70enne di Raffadalia, minacciato di pubblicare video hot tra i due. Il pubblico torna all'Esseneto, domenica la biglietteria sarà chiusa, l'Acragas affronterà la Nissa per conquistare la finalissima, serve vincere o pareggiare segnando. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Da oggi in Sicilia prenotazioni anche per l'ultimo target degli aventi diritto alla vaccinazione, al via con la fascia 12-15. La data prevista per l'immunità di gregge è il 25 agosto. Vediamo. Il 25 agosto la Sicilia può arrivare all'immunità di gregge. Grazie alle vaccinazioni tra 2 mesi e mezzo dovremmo gettarci alle spalle la pandemia che in Sicilia rallenta meno che altrove, con 337 nuovi positivi registrati ieri su 22.000 tamponi. L'isola è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri, ma il tasso di positività resta stabile a 1,5 a fronte dello 0,8 della media italiana. Sul successo pesano però 3 incognite: la costanza delle somministrazioni sopra la soglia di 47.000 al giorno, la puntualità delle forniture e l'adesione dei cittadini. E da oggi anche Sicilia, chi ha compiuto 12 anni, potrà prenotare la vaccinazione anti-Covid. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target 12-15 anni, che comprende circa 163.000 persone, è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale dell'immunizzazione. Verrà utilizzato unicamente il vaccino Pfizer, così come approvato dalla Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco lo scorso 31 maggio, che ha accolto pienamente il parere espresso in precedenza dall'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali. La piattaforma telematica http://prenotazioni.vaccinocovid.gov.it è operativa. È l'ultimo target degli aventi diritto, evidenzia l'assessore alla salute Ruggero Razza, che viene ammesso alla vaccinazione. Chiunque in Sicilia quindi da oggi potrà immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come è avvenuto con i ragazzi più grandi. I nostri hub, prosegue Razza, e centri vaccinali sono pronti per dare l'ultima spallata alla pandemia. Incidente stradale mortale nel Ragusano, è deceduto Thomas Frasca, 17 anni, di Modica. Lui, intento a rientrare da Rosolini dopo aver partecipato al funerale di un amico di 18 anni morto lo scorso 29 maggio, anche lui vittima di un incidente stradale. Alla guida del suo scooter 125 si è schiantato per causa in corso di accertamento contro il parabrezza di un'automobile Citroen C3. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e personale medico che hanno constatato il decesso. Ancora una tragedia: 17enne muore nel Nisseno in un incidente stradale. Il ragazzo di 17 anni di Marianopoli nel Nisseno è morto in un incidente stradale nella notte. Leonardo Lombardo viaggiava a bordo di uno scooter quando in via Calvario, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una moto. Il 17enne, nonostante i soccorsi siano scattati immediatamente, è deceduto poco dopo l'incidente. Sul posto 2 ambulanze del 118, un elisoccorso e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il conducente della moto ha riportato solo qualche ferita. Con un sit-in organizzato innanzi alle prefetture di Palermo, Messina e Agrigento, i sindacati del settore scuola, CGIL, CISL, UIL, SNALS, CONFSAL e ANIEF hanno manifestato al fine di sensibilizzare il governo a modificare alcune misure contenute nel decreto sostegni bis. I sindacati rivendicano la stabilizzazione di tutti i precari, sia abilitati che con specializzazione di 3 anni di servizio, la stabilizzazione dei DSGA, i direttori dei servizi generali e amministrativi con 3 anni di servizio, il superamento dei blocchi sulla mobilità del personale, l'ampliamento degli organici del personale docente, educativo ed ATA, ovvero assistente tecnico e amministrativo, con conferma dell'organico Covid, e poi la riduzione del numero massimo di alunni per classe, la possibilità di partecipare a un nuovo concorso anche in caso di mancato superamento di quello precedente.
E all'ex provincia regionale di Agrigento, oggi libero consorzio incontro tra il sindacato autonomo Autonomie Locali e il commissario dell'ente Vincenzo Raffo. Si è parlato delle numerose vertenze ancora aperte, dalla stabilizzazione del personale alla progressione di carriera dell'organico. Il commissario Raffo ha manifestato piena disponibilità a proseguire in questa direzione subito dopo un'attenta analisi dei dati contabili. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il rinvio delle elezioni amministrative in autunno ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. I comuni agrigentini interessati al voto sono 6: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle e San Biagio Platani. Sono state rinviate invece, come accade dal 2018, le elezioni di secondo livello per le province siciliane. Incendi, indagine della commissione antimafia in Sicilia, si rischia una nuova stagione di roghi. C'è il servizio. Il rischio, secondo la Commissione Antimafia, è che quest'estate la Sicilia si possa trasformare nuovamente in un grande fiammifero. La Commissione ha infatti ascoltato il Comitato Salviamo i Boschi, nato dopo i roghi che l'anno scorso hanno inghiottito 36.000 ettari di verde, nonché il Corpo Forestale, e ha deciso di istituire un gruppo di lavoro. Il dato è venuto fuori dall'audizione che quest'anno, per carenza di uomini, mezzi e risorse, la campagna di prevenzione che avrebbe dovuto mettere in sicurezza i boschi non è stata fatta in modo ottimale, così anche la decisione di anticipare di 15 giorni l'avvio della campagna anti-incendi appare un tentativo di difendersi, ma ad armi spuntate. Il dirigente generale del Corpo Forestale, Giovanni Salerno, rispondendo alla domanda su cosa ci si deve aspettare quest'estate e se la Sicilia può salvarsi dalla scia del fuoco, ha detto di non essere ottimista ma fiducioso. Mezzi senza revisione, personale avanti negli anni e una campagna di prevenzione di fatto mai partita. Ecco perché l'isola sta rischiando grosso. La commissione ha avviato un'indagine sugli incendi, così dice il presidente dell'antimafia Claudio Fava. Cercheremo di capire quanto sia dovuto ai business che alimentano i roghi e quanto all'incuria della politica e a un lavoro di prevenzione inadeguato. La paura, dice invece il comitato Salviamo i Boschi, è che la Sicilia viva una stagione di incendi peggiore dell'anno scorso. Siamo soddisfatti dell'attenzione della commissione, un segnale questo di apertura, ma la Sicilia intanto brucia ed ancora l'estate di fatto non è partita. Il fuoco ha già inghiottito ettari su ettari di boschi e minacciato molto da vicino paesi e città, comprese Trapani e Palermo, a giudicare dai primi riscontri, ma ancor di più guardando tempistiche e coincidenze, dubbi ne rimangono ben pochi. Anche questa volta si potrebbe trattare, per la maggior parte, di incendi dolosi. Speculazione e mafia, quindi, sono queste le parole per molti che descrivono quello che sta accadendo in Sicilia. In territorio di Porto Empedocle, la locale capitaneria, che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura di Agrigento, ha scoperto degli scarichi fognari nel torrente Cottone e la costruzione di una scala abusiva tra il villaggio Bellavista e la spiaggia di Punta Piccola. Sono stati dunque apposti i sigilli. Quanto accaduto è reso noto e documentato dall'Associazione Ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo. Manifestazione nazionale domani 10 giugno a Roma delle radio-televisioni europee associate contro il regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico che discrimina 1200 piccole radio TV locali dal contributo a sostegno del pluralismo informativo, favorendo solo le prime 100 emittenti TV in graduatoria, mentre le rimanenti sono costrette a licenziare in massa i lavoratori e i giornalisti. TVA sarà presente. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si svolgerà domani 10 giugno alle ore 9 e alle 13 a Roma, davanti alla sede del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, una grande manifestazione delle radio e TV locali provenienti da tutta Italia per protestare sulla modalità di svolgimento dello switch off televisivo cosiddetto T2, che
che oscurerà 45 milioni di apparecchi non abilitati con grave caduta di ascolti, pubblicità, fatturato e occupazione. Alla manifestazione organizzata dall'Associazione TV Locali REA, Radio Televisione Europea Associate, si sono associati anche i sindacati Limbersind e Confsal, Federlavoro e rappresentanza delle piccole e medie imprese. È stato chiesto un incontro urgente con il ministro del Mise Giancarlo Giorgetti e con la sottosegretaria con la delega all'editoria Anna Ascani, prevista anche una successiva conferenza stampa per illustrare i risultati dell'incontro. Il Mise verrà diffidato dall'oscurare i canali delle TV locali senza un opportuno coordinamento con le reti nazionali e la RAI affinché il passaggio alla nuova tecnologia del cosiddetto digitale terrestre 2 avvenga senza traumi di ascolto, disservizi e spese eccessive per le famiglie. Il settore radiotelevisivo impiega più di 5.000 addetti e 700 giornalisti, il 55% in cassa integrazione per via dell'improvvido regolamento DPR 146/17 che assegna purtroppo il 95% dei contributi statali a solo 100 emittenti in graduatoria, lasciando sul lastrico il rimanente settore. Viene quindi chiesta una radicale revisione del DPR. Nell'ambito di un documento intitolato Mani pulite sulle comunicazioni, il presidente della REA, ingegnere Antonio Diomede, sostiene che la manifestazione del 10 giugno di domani è solo l'inizio di una serie di proteste articolate che si svolgeranno in tutte le regioni italiane, sede del Mise e di Agcom. La manifestazione verrà ripetuta a Roma il prossimo 4 ottobre allo scopo di riaffermare il rispetto degli articoli 21 e 41 della Costituzione sulla libertà di pensiero e di impresa. 2 libertà per le quali Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia rossa. Oggi, ha sostenuto ancora l'ingegnere Diomede, se non si interviene efficacemente sul rispetto della Costituzione, dalla mafia rossa c'è il pericolo di finire nelle mani della mafia bianca in giacca e cravatta. Tra le tante solidarietà espresse arriva stamani quella di Rosario Trefiletti: difendere le radio e le TV significa difendere soprattutto i consumatori. Rosario Trafiletti è presidente del Centro Consumatori Italia. Ho sempre considerato molto positivamente il ruolo, la funzione delle televisioni territoriali. Sono molto importanti, vicini ai cittadini, e a loro si dà una informazione e una comunicazione importante. Ecco perché contrasterò qualsiasi disegno di legge o qualsiasi tentativo di ridimensionarle. Anzi, mi batterò perché ci siano agevolazioni importanti perché possano non solo sopravvivere, ma anche implementarsi. È una questione fondamentale anche per la democrazia. Mani pulite sulla comunicazione. No Auditel. Sì al sostegno all'informazione locale. Manifestazione nazionale 10 giugno 2021 a Roma, in Viale America, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Comunicato REA, Radio Televisioni Europee Associate. Al termine di una lunga requisitoria, la Procura Generale ha chiesto la conferma delle condanne emesse in primo grado nell'ambito del processo d'appello sulla presunta trattativa tra pezzi deviati dello Stato e Cosa Nostra. Vediamo. Il procuratore generale Giuseppe Ficio ha ammesso il suo errore e ha chiesto scusa alla Corte durante la requisitoria dello scorso lunedì 7 giugno al processo d'appello sulla presunta trattativa tra Stato e mafia in svolgimento a Palermo. Il riferimento allo svarione evidenziato già nelle pagine ed è il dubbio il 5 giugno scorso. È accaduto che durante la requisitoria dell'udienza precedente, 31 maggio, il procuratore Fici ha detto testualmente: nel rileggere le conversazioni intercettate in carcere tra il predetto Rina Salvatore e il Lorusso, suo compagno d'ora d'aria, particolare attenzione ha destato un passaggio di queste conversazioni quando il Rina, nel commentare il giorno del suo arresto, ha fatto anche riferimento alla circostanza che gli venne trovata addosso un'agendina e il capitano, che operava in quel momento all'interno del covo, gli avrebbe detto che non gli sarebbe stata sequestrata perché a loro
ai carabinieri sul posto, cioè non interessavano quei numeri. Il procuratore generale ha poi aggiunto: di fatto l'agendina non gli venne rinvenuta. Per il procuratore questa circostanza si va ad aggiungere ad una lunga catena di disattenzioni e omissioni. Il dubbio ha fatto anche notare che in realtà la vicenda dell'agendina non riguarda Totorina, ma il suo compagno d'ora d'aria alla 41 bis, Alberto Lorusso, boss della Sacra Corona Unita. Lunedì scorso, 7 giugno, alla conclusione della sua requisitoria al processo, il procuratore Ficio ha ammesso il suo errore spiegando che glielo ha detto qualcuno, ma ha commesso lo sbaglio di non aver letto bene le intercettazioni. Ha anche spiegato di aver disposto degli accertamenti su questa misteriosa agendina, ma una volta realizzato l'errore ha subito revocato il mandato. Devo fare un'errata corrige, ha detto il procuratore generale. Nella scorsa udienza ho fatto riferimento ad una circostanza errata. Ho voluto verificare in udienza, mi ero fatto trasmettere la trascrizione delle conversazioni in carcere tra Rina e Lorusso, ho dato una veloce lettura, ho riscontrato quello che mi ricordavo, che mi era stato detto, ma ho letto male. Il procuratore ha così giustificato il suo errore. Riesco a fare bene, forse, quando mi ci metto a fare una cosa sola, ma non due insieme. Quindi ho riferito una circostanza sbagliata e aggiunge ancora: nel frattempo avevo disposto anche degli accertamenti che poi ho revocato, perché da un'attenta lettura della conversazione di entrambi risulta che è stato Lorusso e non Rina a parlare di un'agendina. Chiedo scusa alla Corte e a tutti gli interessati per questo errore. Eppure il dubbio ricava una lettura totalmente diversa dei fatti. Il capo dei capi smentisce la tesi sulla trattativa Stato-mafia, spiega molto bene cosa aveva in realtà in cassaforte, nulla di importante. Ha anche ammesso di essere stato l'ideatore delle stragi, la sua prima missione, spiegando nel motivo. In particolare ha voluto uccidere in maniera eclatante Giovanni Falcone perché, oltre al discorso dell'esito del maxi processo, si era permesso di definirlo un costruttore. Il riferimento è molto probabilmente al discorso pubblico di Falcone su mafia appalti e la sua volontà di far coordinare le indagini tra varie procure d'Italia. Stessa cosa per Paolo Borsellino. Voleva proseguire il lavoro del suo amico e collega. L'accelerazione di fatto c'è stata. In 3 o 4 giorni ho dovuto lavorarci per posizionare la macchina, dice sostanzialmente Rina, e di averlo fatto dopo che qualcuno gli ha detto di fare presto e dopo che, dall'interno, la mafia ha ricevuto la notizia che Borsellino sarebbe andato dalla madre nel pomeriggio. Da vedere quindi cosa Borsellino ha fatto durante i suoi ultimi giorni di vita. Forse si scoprirà che chiedere la condanna degli ex Ross è una indicibile e profonda ingiustizia. Ha minacciato di pubblicare video hot ripresi di nascosto durante momenti di intimità se non gli avesse consegnato soldi o assecondato richieste lavorative. All'ultimo incontro concordato, però, ad attenderlo c'erano i carabinieri della stazione di Raffadali e i militari della compagnia di Agrigento che hanno arrestato, dopo peraltro un tentativo di fuga, un 36enne tunisino residente in provincia che è finito in carcere con l'accusa di tentata estorsione ai danni di una donna di 70 anni. La vicenda nasce nei giorni immediatamente successivi alla fine del rapporto che il 36enne aveva instaurato con una pensionata di Raffadali, più grande di lui di ben 35 anni. Non accettando la decisione di terminare il rapporto, ha cominciato con richieste di lavoro e denaro, minacciando di pubblicare alcuni contenuti hot registrati con il telefonino se non lo avesse assecondato. Dopo i primi 100 euro ha poi inoltrato altre richieste di denaro. La donna, con non poca difficoltà, ha comunque deciso con coraggio di recarsi dai carabinieri e denunciare quanto accaduto. All'appuntamento fissato con l'uomo si sono dunque presentati i militari dell'Arma che hanno arrestato il tunisino. Avrebbe preteso ancora una volta soldi dai genitori per acquistare la droga, ma al rifiuto di questi ultimi è andato in escandescenza, prima minacciandoli e poco dopo aggredendoli. È successo nel centro storico di Agrigento, dove la situazione non è degenerata in peggio grazie all'intervento dei poliziotti della sezione volanti della questura, allertati dai genitori in lacrime. Per questo motivo un giovane agrigentino è stato denunciato. L'episodio non sarebbe isolato.
Un nuovo viaggio di bella Sicilia. Oggi siamo in un posto particolarmente frequentato dai turisti che raggiungono la nostra meravigliosa isola. Siamo a Savoca, siamo sulla riviera ionica e sono in compagnia con il sindaco, l'architetto Massimo Stracuzzi, al quale chiedo subito qualcosa di questa bellissima perla siciliana. Sì, buongiorno, intanto grazie, do il benvenuto alla troupe di Bella Sicilia, vi do il benvenuto a nome mio, di tutta l'amministrazione e della comunità savocese. Savoca, come ben sapete, è tra i borghi più belli d'Italia ormai da diversi anni, dal 2008, è una perla della Riviera Ionica, è un punto di riferimento del turismo locale e non solo, è meta appunto di turisti che vengono da tutte le parti del mondo. Qua oggi a Savoca abbiamo forse la ripresa del turismo, iniziano a tornare i turisti che una volta pullulavano qua nel centro storico, è meta appunto di tanti turisti che vengono da tutte le parti del mondo. Giornalmente arrivano qua a Savoca oltre 10 pullman, per cui un numero abbastanza elevato di persone che vengono a Savoca a visitare le tante bellezze naturali, artistiche e architettoniche. Chi viene a Savoca principalmente viene intanto per trovare pace e tranquillità, perché è un borgo storico appunto chiuso a quelle che sono le macchine, alla viabilità quotidiana, per cui in tutta la tranquillità si può visitare il borgo storico del nostro centro medievale, per cui chi vuole vedere arte, bellezza e cultura, Savoca sicuramente è la location ideale, perché appunto le attrazioni turistiche e architettoniche non mancano. Savoca è un borgo medievale con delle meraviglie assolute, per cui è sicuramente una struttura da visitare. 60 anni di Amnesty International. Per celebrare l'anniversario della fondazione dell'organizzazione che tutela i diritti umani è stato donato un ulivo al Giardino Botanico di Agrigento. Arturo Cantà. Un nuovo albero al Giardino Botanico ricorderà i 60 anni di Amnesty International grazie alla disponibilità del commissario straordinario Vincenzo Raffo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il gruppo 283 di Amnesty International ha celebrato stamani i 60 anni di lotta in difesa delle vittime di violazioni dei diritti umani, piantando un albero di ulivo. All'iniziativa hanno presenziato il commissario straordinario Vincenzo Raffo, Sabina Castiglione, responsabile agrigentina di Amnesty International, insieme agli attivisti del gruppo 283. L'iniziativa, ad oltre un anno dalla chiusura a causa del Covid-19, segna la ripresa dell'attività al pubblico del Giardino Botanico, come stabilito nei giorni scorsi dal commissario straordinario Vincenzo Raffo. Nel corso dell'evento è stata posta anche una targa celebrativa per ricordare l'impegno dell'organizzazione fondata da Peter Benenson nel 1961 e premio Nobel per la pace nel 1977, con lo scopo di liberare i cosiddetti prigionieri di coscienza, persone incarcerate solo per aver espresso le loro opinioni, esercitato il loro credo religioso, avere promosso i propri diritti. È un'iniziativa molto significativa quella di piantumare un albero di ulivo. Tra l'altro l'ulivo abbiamo sempre visto che è il simbolo della pace, dell'amicizia, e in questo caso serve a ricordare quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo, che molto spesso vengono calpestati in molti stati che non riconoscono questi diritti. È bene che tutti i ragazzi che vengono qui a visitare il Giardino Botanico prendono anche atto e si ricordano che molte di queste iniziative sono legate a tutta una serie di attività che vengono svolte nel mondo da diverse organizzazioni. Il momento serve anche a riaprire il Giardino Botanico dopo il Covid-19, non possiamo darla questa notizia? Sì, abbiamo già detto che da oggi il Giardino Botanico viene riaperto al pubblico e quindi, rispettando le norme anti-Covid, può essere visitato di nuovo, come già in passato, da chiunque abbia voglia di venire a fare un giro nel nostro bel giardino. Commissario, ha preso già visione della macchina amministrativa e burocratica della provincia? Ho già preso visione. E che sapevo già che la macchina burocratica ha tutta una serie di problematiche. Stiamo cercando di portare avanti l'attività nel migliore dei modi e nella maniera più celere possibile, sempre norme permettendo.
Sì, sicuramente è un momento importantissimo che viene oltretutto dopo una lunga astinenza, come tutti siamo stati costretti un pochino a limitare di molto le nostre attività, e quindi siamo veramente contenti di riprendere il contatto con la città e di farlo in questo luogo e in questa occasione, perché far crescere un albero significa avere fede, fiducia nel futuro, e noi speriamo davvero che il futuro sia sempre più giusto e libero da violazioni dei diritti umani. Questo è quello per cui ci stiamo battendo. Io ringrazio il commissario straordinario del Libero Consorzio che ci ha appoggiato e che ci ha permesso questa iniziativa. Ringrazio il responsabile del giardino che ci ha aiutato e sostenuto. Qui abbiamo trovato veramente un ambiente accogliente. Spero che sia un momento di rinascita per il giardino, per me, per la città, per tutti noi e soprattutto per la nostra associazione che ha 60 anni, ma purtroppo ha ancora tanta strada da fare, perché le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo sono sempre di più, sempre più gravi, sempre più sotto i nostri occhi. Il nostro compito è quello di non chiudere gli occhi, ma di denunciarle e di fare il possibile per combatterle. Autostrade Siciliane intervista all'assessore regionale a ramo Marco Falcone su opere in avanzamento e criticità. Vediamo. Io credo che entro fine anno / febbraio riusciremo a dare finalmente questa pavimentazione, come ho detto, che va appunto da Villafranca sino a Falcone. Sono circa 90 chilometri di pavimentazione, 45 in un senso e 45 nell'altro senso. Questo ci consentirà di rimuovere tantissime parzializzazioni per il degrado dell'asfalto, per alcune piccole avvallamenti e per altre, se vogliamo, anche piccole frane, cedimenti stradali. Dall'altro lato stiamo intervenendo anche per la manutenzione delle gallerie. Purtroppo una direttiva comunitaria impone che tutte le gallerie superiori a 500 metri di lunghezza debbono subire degli interventi molto invasivi e anche molto costosi. Questo sta comportando che sulle gallerie al di sopra dei 500 metri di lunghezza abbiamo dovuto mettere, ma non soltanto noi, lo fa l'ANAS, lo stanno facendo tutti i concessionari d'Italia, una delle squadre antincendio in questo momento diciamo così, dedicate dai vigili del fuoco, predisposte dai vigili del fuoco, anche se abbiamo in corso una gara, e a settembre, immagino luglio / settembre, ci sarà una impresa specializzata che si occuperà di questo. Dopodiché abbiamo chiesto al Ministero un finanziamento. Considerate che quando ci sono delle nuove norme che impongono nuovi interventi e nuovi adeguamenti, è chiaro che i concessionari non possono retrocedere questi costi sui cittadini aumentando il pedaggio, ma lo devono avere dallo Stato o da quegli enti che impongono questi nuovi costi. Per cui abbiamo chiesto 180 milioni di euro al Ministero per le infrastrutture, siamo in attesa di avere i primi soldi per poter fare i primi interventi e ridurre sempre più appunto la parzializzazione, ma vi posso garantire che da qui a fine anno, se oggi facciamo una verifica dei cantieri, delle parzializzazioni che ci sono e delle deviazioni che ci sono, a fine anno ci rivedremo e potremo verificare benissimo che avremo di gran lunga questi cantieri, queste parzializzazioni, a iniziare dalla prima cosa, che è appunto il viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina, che è diventato ormai il fulcro di tutti i disagi dei messinesi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Calcio, l'Akragas domenica prossima giocherà la partita più importante della stagione per conquistare la finalissima. I biancazzurri contro la Nissa dovranno vincere oppure pareggiare, ma segnando delle reti. Il pubblico torna all'Esseneto, ma non potranno esserci più di 1000 spettatori e secondo le norme vigenti la biglietteria dello stadio dovrà essere chiusa il giorno della partita. Vediamo. Allora, sappiamo che siamo arrivati a questo punto della stagione e domenica sarà la partita più importante. Oggi inizieremo a prepararla nei migliori dei modi, però dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo fare sempre il nostro
dovere. Poi domenica, appunto, come hai detto tu, colgo l'occasione per fare un appello ai nostri tifosi di poter arrivare numerosi e di poter darci quel supporto che purtroppo in quest'anno non abbiamo avuto il piacere per il Covid di averli qui al campo con noi, e quindi li aspettiamo numerosi e di aiutarci con il loro sostegno per portare a casa questo traguardo della finale insieme. Socializzazione ed integrazione attraverso il calcio. La FIGC organizza dei mini campionati anche per gli extracomunitari. Carmelo Lentini. Ignazio Valenti è il responsabile delle attività di base della sezione agrigentina della FIGC, ma oggi invece è un giorno particolare e ce lo spiega ancora meglio lo stesso Ignazio Valenti, che è tra gli animatori appunto di questo progetto di cui ora lui ci parla. Sì, questo è un progetto appunto della federazione FIGC, quindi Federazione Italiana Gioco Calcio. Un progetto appunto si chiama quindi Refugi Teams, rivolto quindi ai centri SIPROIMI, in collaborazione anche con il Ministero degli Interni. In quest'anno abbiamo avuto appunto 30 iscritti in tutta la regione e più di oltre 500 partecipanti. Oggi siamo nella struttura di Giovanni Sorce dell'Atena Padel, in cui c'è stato un triangolare tra i due centri SIPROIMI di Raffadali e quello di Agrigento. Appunto l'obiettivo è quello della socializzazione, dell'integrazione attraverso il gioco del calcio e per regalare a questi ragazzi un momento di gioia e di divertimento. Ci sono parecchi ragazzi di queste che sono comunitarie che solitamente sbarcano nelle nostre coste, che sono animati dalla voglia, dal desiderio di sfondare nel mondo del calcio, e la FIGC gli sta dando una mano per mettersi in mostra. Assolutamente sì, molti di questi ragazzi naturalmente venendo da altre culture, da altri paesi, naturalmente il gioco del calcio è il gioco che è più popolare al mondo. Molti di loro tra l'altro partecipano quindi anche ai campionati federali e provinciali, qualcuno gioca quindi nelle varie prime squadre della provincia agrigentina. Sì. Molti di questi ragazzi, intanto parliamo di queste squadre, come si sta articolando questo mini campionato, chiamiamolo progetto, ma è pur sempre un campionato tra questi ragazzi di colore. Allora, questa è l'8ª edizione, i ragazzi hanno avuto la possibilità di avere degli incontri tecnici con i nostri collaboratori per tutta la stagione, anche se questa è stata una stagione veramente difficile. Dopodiché, oltre alle fasi di allenamento, si svolge quindi una fase interprovinciale in tutta la nostra regione, dopodiché ci sarà la fase finale, sarà una a Palermo e una a Gela. La vincente andrà a fare il torneo appunto nazionale. Quindi avranno la possibilità ancora di andare sempre più in alto, significa andare verso le città importanti come Roma, penso, suppongo? Sì, la fase nostra regionale si svolge appunto verso lo stadio comunale Renzo Barbera di Palermo, mentre la fase poi nazionale naturalmente è una manifestazione a livello di interesse, quindi molto più ampia visione. Ecco, sì. Sono particolarmente lieto di poter inaugurare la cerimonia del nuovo premio Lux del pubblico, Lux Audience Award, che viene celebrato oggi insieme ai nostri partner della European Film Academy, della Commissione Europea e di Europa Cinemas. Per la prima volta i deputati del Parlamento Europeo hanno votato insieme ai cittadini per decidere il vincitore di questo premio. Ringrazio i registi, i produttori, i protagonisti dei 3 film nominati. Sono felice che dopo quasi un anno e mezzo di sospensione dei lavori della nostra plenaria qui a Strasburgo si veda proprio in questi giorni la possibilità di riprendere anche con le nostre tradizionali cerimonie. Certo è stato un anno particolare per tutti. All'inizio di questa pandemia il settore culturale e creativo è stato tra i più colpiti, ma il fatto stesso di essere qui è un avvenimento che ci spinge a un ragionevole ottimismo.
occorre certamente ribadire anche l'impegno delle istituzioni europee nei confronti del settore culturale e audiovisivo. Europa Creativa compie 30 anni. È stata adottata lo scorso mese, i finanziamenti del programma Europa Creativa e la componente media sono stati aumentati e più che mai saranno fondamentali per il settore la sua sostenibilità, l'innovazione, il rilancio, la crescita, l'occupazione, la diversità, la libertà. In questi mesi di privazione di offerta culturale dal vivo abbiamo tutti potuto constatare quanto la cultura, il cinema siano elementi fondamentali per il benessere delle nostre società. Dobbiamo essere altrettanto vigili affinché il cinema europeo possa continuare a svolgere questo ruolo fondamentale. I 3 film in lizza quest'anno sono stati tutti apprezzati unanimemente, apprezzati dalla critica. Un altro giro del regista danese premiato con l'Oscar Thomas Vinterberg. Collective del regista Alexander Nanau è una straordinaria testimonianza dell'importanza del giornalismo investigativo, della libertà, dell'indipendenza, dell'espressione che la stampa deve essere libera, sempre. Corpus Christi di Jan Komasa ci interroga con intelligenza, profondità, con grande capacità evocativa sulle questioni della ricerca della verità, della compassione, della tolleranza, della giustizia, della morale, della condivisione. Credo che siano elementi importanti oggi per una società che deve ripartire con energia e fiducia. Tramite il Lux Award le occasioni per alimentare un vero e proprio dibattito europeo ci sono tutte. Per noi i film sono tutti importanti, preziosi e naturalmente siamo orgogliosi delle scelte che sono state fatte. Grazie. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.